Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Udine Rossella Miele ha condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione un uomo di 51 anni per stalking nei confronti dell'ex compagna. Gli episodi, avvenuti a cavallo tra la fine del 2024 e l'inizio dell'anno successivo, sono avvenuti in un comune del Medio Friuli e iniziati dopo la decisione della donna, di 42 anni, di interrompere la relazione che durava da 8 anni. Da quel momento in poi l'imputato ha iniziato a molestare l'ex compagna, i suoi familiari e il nuovo compagno, minacciandola di morte attraverso l'invio di messaggi contenenti foto di coltelli. La vittima, tutelata dall'avvocato Pier Giorgio Bertoli, aveva anche riferito dell'incendio della sua automobile avvenuto nel cortile di casa e di aver temuto che potesse essere stato l'ex compagno a provocarlo. Ma è rimasto solo un sospetto, dal momento che non sono emerse prove su questo episodio e chi lo abbia provocato. La circostanza è stata richiamata dall'avvocato Bertoli nelle conclusioni. Difeso dall'avvocato Cristian Buttazzoni, il 51enne era presente in aula. Attualmente si trova nel carcere di Udine da 9 mesi. L'avvocato difensore, nelle sue conclusioni, aveva chiesto l'assoluzione con formula dubitativa e la revoca della custodia cautelare in carcere o in subordine, la modifica con una misura meno afflittiva. Il giudice, dopo aver pronunciato la sentenza di condanna, si è riservato la decisione sulla custodia cautelare. Nel frattempo, quindi, l'imputato resta recluso nella casa circondariale di via Spalato.